Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta, nostri ospiti quest'oggi Mara Bedin, che ormai conoscete, presidente provinciale Federconsumatori, grazie di essere Buongiorno a qui con tutti, noi, buongiorno. Padova, e quindi attivista molto impegnata, per averla abbiamo veramente pregato Grazie. perché è sempre allo sportello, e presidente regionale, sempre Federconsumatori, Hermes Coletto, grazie anche a lei, ben Buongiorno. ritornato. Allora, ci sono tantissimi temi che vogliamo affrontare perché consumatori siamo tanti e nei momenti di difficoltà ne emergono veramente di continuo. Da un lato vedremo dei casi concreti, quello che normalmente si presenta come difficoltà quotidiana per chi vive la vita tutti i giorni, per voi lavoratori, cittadini, comuni, per tutti quanti noi, e che si presenta naturalmente ad essere affrontato agli sportelli della Federconsumatori, e ce li racconterà la Presidente provinciale. Dall'altro voglio però incominciare con un progetto che si sta concludendo, molto importante, di sensibilizzazione, di informazione, di stimolo, ma anche di lotta quotidiana, e riguarda un po' il risparmio dei cittadini. Il risparmio in senso lato, e quindi è un progetto che ha coinvolto più di 7.000 persone, tra cui anche i giovanissimi. Poi avremo più avanti anche dei risultati molto importanti sui tipi di risultati che sono stati percepiti proprio da questo lavoro, e ne vorrei parlare con lei, Presidente, perché mi interessa capire appunto questi risparmi degli italiani, in modo particolare facciamo capo alla Regione Veneto perché il progetto vede anche una partecipazione della Regione. Che fine fanno? Che fine hanno fatto, anzi? Come si muovono i cittadini con il risparmio? Che rapporto hanno con le banche come si comportano? Voi poi tra l'altro siete grandi tutelatori del risparmio perché riuscite in qualche modo a preservarlo con le vostre azioni di conciliazione nei vari enti, istituti, eccetera. Quindi date un aiuto a che questi soldini un po' in parte rientrino dove risultano come mal tolto, tra virgolette. Allora, al di là delle statistiche che dicono che gli italiani hanno ricominciato a risparmiare, probabilmente Alcuni italiani. sicuramente alcuni, sì, poi ne parleremo perché non è, sotto la voce risparmio non diciamo la realtà delle cose che stanno capitando nel nostro paese, perché dimentichiamo i fenomeni di indebitamento nei confronti delle banche, nei confronti delle finanziarie, e dimentichiamo anche i fenomeni di usura, di cui il progetto ha cercato in qualche modo di focalizzare per mettere in guardia i cittadini e soprattutto i giovani di pericoli di un uso, diciamo così, abbastanza leggero del denaro. Allora, innanzitutto con le banche. I cittadini ricordano che 10-12 anni fa sono stati coinvolti a livello di massa nella vicenda del risparmio tradito così definito, la vendita di titoli tossici, l'Argentina, Giacomelli, Cirio, Loconte qua in provincia in Veneto, che ha impoverito i risparmi degli italiani. E tutto questo è accaduto perché in quell'epoca le banche avevano la possibilità di fare quello che volevano, cioè il rapporto era asimmetrico rispetto ai cittadini e ai risparmiatori. C'era anche una qualche difficoltà da parte dei risparmiatori di capire come usare il denaro, come investirlo, qual era il tipo di investimento più sicuro. Da quell'epoca e da quella esperienza negativa sono passati 10 anni, oggi sicuramente il risparmiatore è molto più tutelato. Le banche non possono più fare quello che volevano, i promotori finanziari non sono legittimati a fare quello che vogliono. Se il consumatore, il risparmiatore è avveduto, ha gli strumenti per evitare di ricadere in quello che è già successo appunto 10 anni fa. Ed è questo il primo aspetto che secondo me è importante che i cittadini devono sapere. Dopodiché vale sempre quello che diciamo ogni volta: se avete dubbi, perplessità, chiamateci, fate una telefonata, venite ai nostri sportelli, verifichiamo insieme se le condizioni che vi sono offerte sono buone, meno buone, negative, perché questo è l'unico modo per salvaguardare l'interesse
proprio e dei propri congiunti, perché normalmente questo è un processo che si fa in famiglia e magari con i figli, i nipoti e quant'altro. Quello che vorrei un attimo scandagliare e capire, cosa sta succedendo, cosa che voi verificate, proprio perché essendo i più aderenti alla realtà, a parte chi la vive, ma vedendo tantissima casistica, cosa sta succedendo, che cosa sta modificandosi nelle abitudini e di conseguenza anche nel cosiddetto risparmio? È impossibile risparmiare, figuriamoci investire, sta dicendo il nostro telespettatore. Prestiti zero dalle banche e tutto va in tasse, bollette e affitto, tasse con la T maiuscola, la gente ha fame. Questo diciamo che è la sintesi. È la parte più importante della chiacchierata che stiamo facendo, Ha sintetizzato la situazione. parlare di risparmio ai tempi della crisi non è né semplice né facile, al di là di quello che dicono le statistiche. L'ultima era dell'Istat, che appunto diceva che c'era una ripresa del risparmio. In realtà ai nostri sportelli, poi lo dirà anche Mara Bedin, arrivano persone che non sono più in grado di pagare i mutui, che sono indebitate attraverso le finanziarie, non riescono a pagare le rate di rimborso del prestito e a noi tocca, ma questo è il nostro mestiere, andare a rinegoziare, come dire, il pagamento di questi debiti attraverso la ristrutturazione del debito stesso nei confronti del mutuo, la sospensione del mutuo quando ci sono le condizioni per farlo e anche appunto di ristrutturare, per quanto riguarda le finanziarie, la possibilità di restituire il prestito, perché c'è sempre in alcuni risparmiatori cittadini o anche debitori, chiamiamoli così, l'idea che siccome hanno pagato chissà quanti interessi, no? Ma io ho pagato molto di più di quello che mi è stato prestato, per cui a questo punto non pago più. Non è così. Uno deve sapere prima cosa significa chiedere i 5.000, i 10.000, perché parliamo di piccoli prestiti, non i mutui, insomma, che sono già un'altra cosa molto più strutturata, ma normalmente presso le finanziarie si va per acquistare beni anche importanti, ma insomma entro limiti di piccole cifre, chiamiamole così. Dopodiché si ritrovano che hanno chiesto un prestito e ne devono pagare il doppio, e a questo punto dico, ma come mai? Perché? E qua ci sta tutto il discorso di sapere prima a che cosa si va incontro e quali sono le capacità che abbiamo di reddito in grado di poter restituire il prestito che è stato richiesto. Ecco, manca quindi consapevolezza a volte, conoscenza di strumenti. Sicuramente sì, in alcuni casi c'è questo limite, ecco perché bisogna appunto fare da questo punto di vista informazione perché i cittadini sappiano a quali problemi vanno incontro. Ecco, quali sono un po' a questo riguardo i casi più eclatanti, in modo che anche i nostri telespettatori si possano ritrovare in quello che raccontiamo? Perché poi io ho fatto un po' così, ho dato un'occhiata a delle ricerche e tutto, risulta, ecco, leggiamo i messaggi perché giustamente ci tengono moltissimo chi ce li manda, c'ha ragione, quale utilità è nel dare 80 euro se poi con aumento di tasse ne riprendono più della metà? Da una parte ti tendono la mano, dall'altra te la tagliano, i governi sono tutti uguali. Ecco, beh, questo dell'aumento delle tasse, poi lo stavamo commentando prima, del nuovo DEF non c'è neanche più non si parla più di spending review, ma addirittura di aumento delle tasse, per cui peggio di così. Ecco, quali sono quindi queste situazioni gravi che voi affrontate, le più gravi? Poi andiamo a quelle anche più ordinarie. Beh, le gravità sono quando la famiglia diventa insolvente pura. Quindi non ha neanche più la capacità di non solo fronteggiare un debito per il pagamento del mutuo, che è già rilevante, ma neanche affrontare il pagamento delle bollette quotidiane. Quindi, questo si verifica con la mancanza di lavoro, normalmente? Normalmente si verifica. Allora, teniamo presente una situazione che prima della crisi comunque una famiglia per poter fronteggiare una vita diciamo media doveva comunque avere tutti i componenti, i coniugi che lavoravano. Quindi in qualche modo si potevano permettere il pagamento della rata del mutuo, si potevano permettere, insomma, fronteggiare una qualità di vita all'interno del nostro paese che insomma corrispondeva anche a un benessere collettivo giusto. Da quando c'è stata la crisi, naturalmente perdite di posti di lavoro, e dico sempre che noi nel Veneto in qualche modo l'ondata è arrivata
Dopo, 2 o sì, 3 sì. anni più No. tardi, e quindi sembrava che il nostro territorio fosse in qualche modo Reggesse il sì, colpo. immune da queste situazioni. In realtà basta che solo un componente, o marito o moglie, perdi il lavoro, naturalmente si ha difficoltà già a fronteggiare il mutuo. Nel momento in cui c'è o cassa integrazione o mobilità per tutti e due, voi capite che con figli a carico, voi capite che la situazione diventa grave. Diventa grave anche là dove non ci sono, come posso dire, gli appoggi genitoriali, perché sempre di più abbiamo visto e abbiamo assistito al fatto che giovani coppie o comunque famiglie già strutturate fanno affidamento per fronteggiare questo periodo al fatto di ritornare dai genitori, quindi in qualche modo abbandonare l'abitazione fin tanto che la banca non fa l'esfatto esecutivo e ritornare a vivere nelle famiglie di origine con un aggravio di responsabilità ed economiche per quanto riguarda i pensionati, insomma i genitori. Assolutamente. Ecco, infatti noi tempo addietro più volte abbiamo fatto anche dei capitoli dedicati al problema dei pensionati, ma lo facciamo anche quando parliamo con l'ospite CGIL, per carità, ed emerge proprio la difficoltà delle persone che vengono da una pensione. Dai dati che poi riesce a estrapolare da vari documenti, eccetera, risulta che in realtà una fascia forte che riesce a reggere il colpo e anzi sostiene la famiglia è proprio quella dei pensionati. Cioè, per paradosso, si è completamente capovolta la situazione. Cioè chi doveva ricevere un aiuto, casomai dalla famiglia, lo riceve magari anche, per carità, in termini materiali, però più che altro lo deve dare in termini economici e di sostegno, e non è cosa da poco conto. È paradossale questo, sono una fascia fragile questa, da considerare fragile, oppure sono veramente quelli più forti nell'ambito della società perché... Bisogna sempre evitare di generalizzare, perché ci sono i pensionati d'oro, ci sono pensionati con reddito dignitoso, frutto ovviamente di un lavoro, di una vita di lavoro, e poi ci sono le pensioni al minimo dove è difficile mettere insieme il pranzo con la cena. Per cui anche qua ai nostri sportelli arrivano un po' di tutto, arrivano chi ha reddito, che è stato vittima comunque di un sopruso, di una malversazione, di una truffa, e per cui si rivolgono giustamente e per fortuna ai sportelli delle associazioni, e poi arrivano i disperati che si accennava prima e che sono la parte poi più difficile da curare, perché sono gente che non hanno pagato le bollette, gli è stato staccato l'utenza. Allora, finché si stacca l'utenza telefonica, anche qua, in qualche modo ci si può arrangiare, salvo non sia un'utenza dedicata a una persona malata, per cui il collegamento con i parenti, i figli e quant'altro sono indispensabili, anche se tra l'altro non potrebbero neanche togliere questo tipo di utenza, ma diventa addirittura drammatica. I casi ne abbiamo visti diversi, poi magari Mara ne racconta uno in particolare che mi ha molto colpito, mi ha colpito al punto da commuovermi, perché se tu togli l'energia elettrica e il gas a una famiglia a Natale col freddo, e se questa famiglia ha anche 3 bambini piccoli, beh, insomma, è una tragedia. direi di sì. È una tragedia. Mara mi pare sia intervenuto È anche proprio in modo sbagliato illegittimo, cioè voglio dire, tutta la procedura... Possiamo raccontare questo? Sì, è una storia che in qualche modo io prendo come simbolo perché è stata, come posso dire, l'apice della scorrettezza e dell'aggressività da parte dei gestori dei servizi e posso dire anche della forte asimmetria che c'è tra chi eroga il servizio e il cittadino che in questo sistema purtroppo non ha neanche capacità di poter intervenire né con raccomandate né attraverso il call center eccetera eccetera, e quindi si trova in balia dei gestori. Questo è un caso di un cambio di residenza, richiesto il passaggio di voltura, la voltura non avviene. Si fanno solleciti telefonici, quindi attraverso il call center, passano 6 mesi, ci si ritrova, il cambio di residenza a giugno, ci si ritrova al 5 di dicembre con l'utenza staccata.
attraverso il consigliere, ma voi non siete nostri clienti, voi non siete nostri clienti. Al 29 di dicembre vengono da noi disperati, la mamma con un bambino piccolo, 3 figli, e solo perché siamo intervenuti noi siamo riusciti a fargli riattivare la fornitura all'ultimo dell'anno. Ma è una cosa che ha dell'incredibile, nel senso che proprio si inceppano dei meccanismi per i quali tu non riesci a far fronte. Non solo, questo è un aspetto della situazione, altri aspetti è che oggi noi assistiamo non solo di fronte a delle morosità, che è vero che sono giustificate da mancanza di lavoro, ma che purtroppo però sono debiti che noi abbiamo perché abbiamo utilizzato i servizi, e quindi queste società che erano i servizi non hanno assistenzialismo, sono delle società di profitto SPA, e quindi loro a un certo punto, visto che le bollette non vengono pagate, hanno la possibilità di sospendere il servizio. Oggi siamo arrivati non solo alle sospensioni del servizio, ma all'interruzione della fornitura, il che significa che non solo chiudono il rubinetto per non fare erogare il gas o la luce, ma in alcuni casi tagliano direttamente i tubi. Quindi, e stiamo scherzando? No, non stiamo scherzando, purtroppo non stiamo scherzando. Laddove noi Ma è lecita una cosa del laddove genere? noi, allora teniamo conto che fino al contatore è di proprietà del gestore, poi abbiamo la rete, abbiamo i fornitori eccetera eccetera, però nel caso in cui il contatore sia all'interno di un'abitazione privata, come naturalmente sono quasi tutte, a parte le nuove abitazioni che c'è l'obbligo di mettere fuori il contatore e quindi ci sia un accesso direttamente dalla strada, nei casi come questo non hanno fatto entrare, non hanno avuto l'occasione perché a detta del cittadino lui non ha mai visto nessuno che si sia presentato per chiudere il rubinetto, ha visto eseguire dei lavori sulla strada, lui non si è posto assolutamente il problema e di fatto una mattina si sveglia e il gas non c'è più. Richiesta la giustificazione, gli hanno interrotto completamente. Allora ha pagato tutta la morosità che aveva in essere, non solo, ha dovuto richiedere una nuova fornitura con un aggravio di spese di 1.800 euro. Caspita. Quindi voi capite che in una situazione già di difficoltà, perché di fatto c'era una morosità, poi andiamo a verificare i casi estremi per cui abbiamo morosità di 7-8 mila euro di gas e non chiudono le tubature, non chiudono il servizio, e che si potrebbe intervenire perché magari non c'è stata la voltura, tutta una serie, e invece me la chiudono a chi ha una morosità di 200 euro. Lì non abbiamo mai capito, e devo dire dopo tutti questi anni non ho mai capito il criterio. Sta di fatto Ma che non riuscite neanche a interagire con qualcuno per potervelo riusciamo a spiegare? interagire, riusciamo con l'aspetto formale, poi tutte le battaglie di questi anni e anche la forza che abbiamo in qualche modo acquisito grazie, voglio dire, alle richieste e alle sollecitazioni che abbiamo da parte dei cittadini, e quindi voglio dire anche l'acquisizione di un ruolo all'interno della società. Queste società di servizio in qualche modo, come posso dire, mettono a disposizione, ci danno degli strumenti per poter in qualche modo fronteggiare, ma non è che voglio dire abbia un carattere di urgenza, e quindi in qualche modo l'intermediazione dell'associazione dei consumatori porti immediatamente al fatto che si risolve il problema. Non è purtroppo così. D'altra parte noi come associazioni non abbiamo assolutamente disponibilità economiche, per cui siamo associazioni di volontariato. Quando ci sono casi di questa gravità siamo costretti di fatto ad alzare le mani e a rinviarli ai servizi sociali. Voi capite quante difficoltà ci sono. Questo signore è da aprile che è senza gas, siamo all'inverno alle porte. Mamma mia, sono situazioni pesantissime queste qui, cioè veramente al limite dell'umana comprensione, secondo me. È tanto vero questo che noi abbiamo ormai consolidato negli anni il numero delle pratiche, che sono ormai più o meno oltre 4.000 pratiche aperte, ma abbiamo 30.000 contatti, richieste di consigli, consulenze, telefonate, mail, lettere, eccetera, perché sono tante.
noi siamo una parte poi del movimento consumeristico, per cui non rappresentiamo tutto il mondo. Però il problema vero è che le situazioni che sono state raccontate testé da Mara è un segno che noi registriamo del fatto che la gente viene lì quando si diceva non hanno lacrime per piangere, non hanno neanche i soldi per pagare la raccomandata, appunto, che qua ci tant'è che riconduce. deve essere l'organizzazione che le paga, perché questi non hanno neanche i soldi per fare una cosa modesta, insomma. Infatti. E questo dà il segno di una difficoltà che è sempre più pesante. Allora, se poi parliamo che si prospetta un ulteriore inasprimento dei balzelli, tasse e quant'altro, l'abbiamo visto anche adesso, cosa con la Tasi, no? Cioè deve essere, cioè, le abitazioni più piccole pagano di più, in alcune città si paga di più anche per la seconda casa, cioè dico, ma a parte sapevamo le prese che ci prendono sempre in giro, ormai la gente non è neanche tanto stupida, l'ha stracapito. Però un po' di correttezza nei momenti di difficoltà ci vuole, non puoi dire non vado ad aumentare le tasse e poi palesemente abbiamo tantissime mail che ci arrivano dicendo guardate l'ultima tassa che è arrivata, io pagavo questo, adesso pago questo, pago più dell'IMU, che già l'IMU era stata a sua volta un ulteriore aggravio rispetto all'ICI precedente, insomma è una cosa inverosimile. Sì, se è così, io mi auguro che non lo sia. Abbiamo visto le tabelle. Io mi auguro che non lo sia, no, a parte la Tasi che è un'altra storia ancora complicata e difficile da capire oltre che da spiegare. Il problema è un altro, che se invece di tagliare le spese si vanno ad aumentare nuovamente le tasse, l'IVA si parla nuovamente. noi dalla crisi non ne veniamo più fuori, ma perché siamo in recessione. Sì, esatto. E il dato più eclatante è rappresentato dal fatto che siamo in deflazione, cioè diminuiscono i prezzi. Vuol dire che la gente non ha più soldi per comprare, no? Se poi ti aumentano le tasse è chiaro che invece di uscire da questo circolo vizioso che determina crisi economica, perdite di posti di lavoro, chiusura di aziende, evidentemente noi rischiamo di scendere ancora di più in una china che ci porta solo alla disperazione. Allora mi auguro che questo non avvenga, che le misure che erano state ventilate, cioè di tagliare le spese di una pubblica amministrazione spesso inefficiente, da un lato, la riduzione delle tasse in modo tale che ritornino nella capacità di spesa della gente questa possibilità, in modo di rilanciare i consumi e per cui di ripresa economica, perché se non si fa questo dubito che noi ne veniamo fuori. E per cui le situazioni di crisi che abbiamo, di crisi e di drammaticità dal punto di vista umano, tenderanno a crescere, non a diminuire. Assolutamente, no, questo è senza dubbio reale. Allora andiamo subito in pubblicità, pochi secondi, poi continuiamo a parlare di questo, poi se voi volete naturalmente scriverci o intervenire, approfittare della presenza dei nostri ospiti esperti, fatelo tra poco.